Alleluia, leggiamo un passo nel Vecchio Testamento, nel libro di Giosuè, capitolo 24, leggeremo dal primo verso fino al verso 28. Giosuè, capitolo 24, dal primo verso fino al verso 28. Amen. Appena trovato, vi invito ad alzarvi in piedi, cambiamo posizione, ma soprattutto onoriamo la parola di Dio. Alleluia. Dio sia lodato. Amen. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: così parla il Signore, il Dio di Israele. I vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono anticamente di là dal fiume e servirono gli altri dei. E io presi il padre vostro Abramo di là dal fiume, gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù e assegnai a Esaù la proprietà del monte Seir, e Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto. Poi mandai Mosè e Aaronne e colpii l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo a esso, e dopo ciò vi feci uscire. Dunque feci uscire dall'Egitto i vostri padri, e voi arrivaste al mare. Gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso. Quelli gridarono al Signore ed egli pose delle fitte tenebre fra voi e gli egiziani. Poi fece venir sopra di loro il mare che li sommerse, e gli occhi vostri videro quel che io feci agli egiziani. Poi rimaneste a lungo nel deserto. Io vi condussi quindi nel paese degli Amorei, che abitavano di là dal Giordano. Essi combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani. Voi prendeste possesso del loro paese e io li distrussi davanti a voi. Poi Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si mosse per combattere contro Israele e mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Ma io non volli dare ascolto a Balaam. Egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak. E passaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico, gli Amorei, i Ferezei, i Cananei, gli Ittiti, i Girgasei, gli Ivvei e i Gebusei combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani. E mandai davanti a voi i Calabroni, che li scacciarono davanti a voi, come era avvenuto dei 2 re Amorei. Ma questo non avvenne per la tua spada, né per il tuo arco. E vi diedi una terra che non avevate lavorata, delle città che non avevate costruite. Voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli oliveti che non avete piantati. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire: o gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei, nel paese dei quali abitare. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio, è Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli e gli Amorei che abitavano nel paese. Anche noi serviremo il Signore, perché Lui è
il nostro Dio. E Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore perché Egli è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Quando abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli si volterà contro di voi e vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene. E il popolo disse a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. E Giosuè disse al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto il Signore per servirlo. Quelli risposero: siamo testimoni. Giosuè disse: togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il vostro cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: il Signore, il nostro Dio, è quello che serviremo e alla sua voce ubbidiremo. Così Giosuè stabilì in quel giorno un patto con il popolo e gli diede delle leggi e delle prescrizioni a Sichem. Poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio, prese una gran pietra e la rizzò sotto la quercia che era presso il luogo consacrato al Signore. E Giosuè disse a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonianza contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio. Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno alla sua eredità. Fin qui la lettura della parola del Signore. A me vogliate accomodarvi. Qui ormai il popolo di Israele si è stabilito nella terra promessa, in quella terra che gli era stata promessa da Dio. Erano passate generazioni, tanti anni, Mosè non c'era più, Giosuè era subentrato a lui, ma la promessa di Dio vale, a prescindere dagli uomini, dal tempo che passa. Quando Dio promette, a me la sua promessa è sì e amen. Alleluia. Giosuè stava per morire. È un discorso di commiato. È come dire: siamo arrivati qui, adesso facciamo un bilancio, mettiamo in chiaro tutto. Amen? E raduna tutto il popolo. Sente da parte di Dio di radunare tutto il popolo. Ha una parola da parte di Dio. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò tutti gli anziani, i capi, i giudici, gli ufficiali del popolo. Tutti erano convocati lì, presenti. E riflettevo come ancora oggi il Signore, che non cambia mai, ama convocare il suo popolo. Egli ci convoca in questo luogo, perché ha da comunicarci qualcosa, ha da parlarci, amen. Alleluia, ha da stabilire ancora un patto con noi, un patto che si rinnova. Era un momento di bilancio, credo che a fine anno si fanno i bilanci. Avevano smesso di pellegrinare, per quanto ci riguarda ancora stiamo pellegrinando, ma un altro anno è passato. Dobbiamo ancora arrivare alla nostra terra promessa, vero? Però possiamo valutare alcune cose, no? E quello che Dio ha da dire al suo popolo è proprio questo: ricorda come il Signore lo ha chiamato da niente, da un uomo, da Abramo. Il Signore ne ha fatto un popolo. Aveva fatto una promessa ad Abramo: tu avrai una discendenza, guarda le stelle del cielo, le puoi contare? Dice, no. Così sarà la tua discendenza. Io farò di te una grande nazione. E se avete fatto caso alla lettura, Dio ricorda varie tappe della storia del suo popolo, dove l'unico protagonista è stato Lui, Dio. Dio ha chiamato un popolo che prima non esisteva, lo ha formato e lo ha guidato di vittoria in vittoria. Amen. Alleluia. Da Abramo
io ho dato a Abramo Isacco, e poi a Isacco è venuto Giacobbe ed Esaù, ho stabilito una terra a Esaù, una terra a Giacobbe. Giacobbe è andato in Egitto, e lì sappiamo, no? Per mezzo di Giuseppe è entrato in Egitto, Israele, e poi dopo la morte di Giuseppe, voglio riassumere, no? Questo popolo progrediva, prosperava perché è il popolo di Dio, e gli egiziani dice: ma ci troviamo in mezzo a casa nostra questi stranieri che stanno diventando più di noi. Giuseppe non c'era più, erano passati già tanti anni, ma chi li ha fatti entrare questi? Chi? Schiavizziamoli. Chi non è egiziano sia schiavo. Ecco che tutti gli ebrei sono stati fatti schiavi, no? Passavano gli anni, gridavano al Signore, finché il Signore ha provveduto loro un liberatore. E lo ricorda anche in questi passi. Io ho chiamato Mosè. Amen? Alleluia, vi ho fatto uscire dall'Egitto. È arrivato il momento della liberazione, con mano potente Dio ha liberato il suo popolo. Ricordo il passaggio del Mar Rosso, tutte cose permesse da Dio, volute da Dio, vittorie conseguite dal popolo di Dio per mezzo di Dio. Amen? E Dio vuole ricordarlo al suo popolo. Vi ho fatto uscire dall'Egitto, avete attraversato il Mar Rosso, avete incontrato dei nemici e io ho sconfitto i vostri nemici. C'è tutto un elenco è difficile anche pronunciarlo, non me ne ricordo tutto. Cananei, Gebusei, gli Ittiti, i Ferezei e così via, no? Man mano affrontavano questi nemici. Israele non aveva un esercito, non è che era uno stato già pronto, combatteva così perché sapeva che davanti a lui c'era Dio. E Dio ribadisce ancora: avete vinto perché io ho vinto. Non è stato il tuo arco né la tua spada, ma io ho vinto per voi. E adesso abitate una terra che non era vostra, io vi ho dato questa terra. Mangiate dei frutti che voi non avete neanche faticato per averli, eppure li state mangiando. Abitate delle case che non avete costruito. Quanto è grande Dio, E poi tira la somma. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Amen? Ora, noi non vogliamo dimenticare le cose che Dio ha fatto per la nostra vita. Certamente non siamo il popolo di Israele, ma certamente il Signore ha fatto cose grandi per noi, vero? E noi siamo nella gioia. E il salmista dice: anima mia, benedici il Signore e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli è colui che ti redime. Egli è colui che riscatta l'anima tua. Amen? Egli è colui che ti guarisce. E quante volte il Signore ci ha guariti? Quante volte il Signore ci ha tratti fuori con mano potente, da situazioni difficili e complicate. Dunque, temiamo il Signore. E vogliamo servirlo con integrità e fedeltà. In questo 2022 che sta per arrivare. E voglio dire più, ancora di più rispetto al 2021. Vogliamo fare di più per il Signore. Ma l'esortazione che fa ancora il Signore al suo popolo è: togliete via gli dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. Perché non si può servire il Signore portandoci dietro le cose che a Dio dispiacciono, che avevamo dentro prima di conoscerlo, e ancora sono dentro di noi ora che conosciamo il Signore. Non possiamo continuare a servire il Signore così, perché gli idoli impediscono l'opera del Signore. Non è che il Signore sia così piccolo e impotente da non poter vincere queste cose, no.
Signore non agisce se nel nostro cuore non c'è piena libertà. E se il nostro cuore non è integro, è tutto per Lui. Non può agire come vorrebbe agire. Amen? Potrebbe vincere gli idoli che sono dentro di noi. Il Signore è vincitore, può combattere contro tutto e contro tutti. Ma è anche amore ed è anche libertà. E desidera che noi scegliamo per Lui in tutta libertà. Amen? Alleluia! Quindi vogliamo nel bilancio spirituale che stiamo facendo esaminare la nostra vita. Ma c'è qualche idolo in me? Non ho statuette, non è che ho madonne, madonnine. Eppure sai, gli idoli non sono solo le statuette. Tutto ciò che vuole prendere il posto di Dio è idolo. Voglio dire una cosa forse pesante per qualcuno. Anche le persone che amiamo possono essere idoli per noi. Vogliamo amare i nostri cari, sì, ma più di tutti vogliamo amare il Signore. D'altronde anche Gesù ce lo ricorda, sapete? Chi ama padre, madre, fratelli, sorelle, figli, più di me, non è degno di me. Prima amiamo il Signore. Fratelli, se amiamo prima Lui, ameremo anche gli altri. Dio non ci dice di non amare i nostri cari, ma il Signore desidera il primo posto. E allora se nella tua vita il primo posto viene dato a Dio, allora amerai bene, saprai amare anche i tuoi figli, i tuoi cari, come conseguenza. Amen? A volte la nostra macchina, faccio esempi banali, no? Macchina. Non me la toccare? Ma può essere una macchina un idolo. Puoi tenerci, ti può piacere, per carità, no? Ma sembra un oggetto Prima di tutto il Signore. Perché diceva così al popolo? Perché quel popolo veniva comunque dall'Egitto. E non è che è stato in Egitto 1 anno, 2 anni, diverso tempo, diverse generazioni. E quindi voi non vuoi, le usanze, le tradizioni dell'Egitto erano ormai parte della vita anche del popolo ebreo. E si portavano dietro alcune cose derivanti proprio dall'Egitto. E il Signore richiama il suo popolo ad una integrità, un cuore integro, cioè un cuore pieno, intero per Lui. Il Signore non ha detto mi basta un angolo del tuo cuore. Il Signore dice dammi il tuo cuore. Il Signore vuole il tuo cuore interamente. Amen. E spesso siamo restii, abbiamo questa resistenza dentro di noi di poterci donare interamente al Signore. E se non ti doni interamente al Signore, non puoi servire il Signore. Amen. Amen. Dopo tutto quello che il Signore ha ricordato al suo popolo, dunque, li chiama ad una decisione. E Giosuè sembra quasi scoraggiare il popolo, perché la decisione di servire il Signore è una decisione importante, fondamentale, segna la vita. Se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete chi volete servire. Gli dei dei popoli che abbiamo sconfitto, che il Signore ci ha fatto sconfiggere, gli dei dell'Egitto, servite, scegliete chi volete servire. Grazie, Signore, perché sei vera libertà. Il Signore ci lascia veramente liberi. Non ci opprime,
non ci schiavizza, ma ci lascia liberi. I giovani vanno in ricerca di vera libertà, vogliono la libertà. Non c'è altra libertà più grande che nel Signore. Puoi sentirti veramente libero in Cristo. È Lui che libera. Lui è libertà. Noi siamo qui perché abbiamo scelto di stare qui. Siamo qui perché abbiamo scelto di servire il Signore come nostro personale Salvatore. E se hai scelto liberamente, il culto sarà piacevole, la preghiera sarà piacere, la meditazione della parola di Dio sarà come miele. Sarà cibo che nutrirà l'essere tuo, l'anima tua. Non sarà qualcosa di pesante, proprio che poi quando finisci dici finalmente è finito. Perché hai scelto liberamente, hai gustato, hai toccato con mano, ti sei avvicinato, hai mangiato, ti sei saziato, hai visto quanto è grande Dio. Alleluia! E il popolo aveva visto quanto è grande Dio. Quelle cose raccontate che Dio ha ricordato al suo popolo erano cose che quella generazione non aveva visto, ma gli era stato tramandata, no? L'unico testimone rimasto era Giosuè, poi Caleb. Caleb non se ne parla più, forse se non l'aveva già chiamato. Adesso stava per morire Giosuè, l'ultimo superstite di quella generazione, vi ricordate? E poi questa era tutta una generazione nuova, perché quella aveva peccato. E Giosuè scoraggia il popolo. Oh, siete veramente certi di voler servire il Signore? Voi fate quello che volete. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Gloria a Dio. È un uomo che sa valutare bene le cose, è un uomo che non si lascia condizionare dagli altri, è un uomo che prende le decisioni personali per il proprio bene, per il bene della propria famiglia, e riconosce che il bene per lui e per la propria casa è servire il Signore. Voi fate quello che volete, io e la mia famiglia serviremo il Signore. E grazie a Dio. Grazie a Dio quando possiamo parlare per noi e per la nostra famiglia. Alleluia. Ma il popolo era convinto. No, noi vogliamo servire il Signore. Ma voi non potete servire il Signore, perché quando poi disubbidirete al Signore, e tante volte ha disubbidito. Giosuè sapeva, ma ne ho visti di cotte e di crude nei tempi di Mosè. Sempre avete vacillato, ma il Signore vi ha sempre in qualche modo perdonato, ma le conseguenze dei vostri errori li avete sempre pagati, no? E sembra far capire Giosuè, state attenti, non si può scherzare con il Signore. Quasi li scoraggia, finché poi si arrende. E va bene, volete servire il Signore? Sì, Giosuè, noi serviremo il Signore. Amen. Andiamo avanti. Però facciamo una cosa. Stabiliamo un patto. Prendiamo questa pietra, vedete questa pietra che è qui davanti a noi? Questa pietra è testimone di quello che voi avete detto. Questa pietra sarà qui come qualcosa che ci ricorderà sempre il patto che noi abbiamo stabilito con Dio. E nel Nuovo Testamento qualcosa lega la roccia, la pietra a Cristo, vero? Cristo è la pietra angolare. Cristo è colui il quale ha siglato con noi e con il Padre un nuovo patto. Un patto fatto con il suo sangue. Amen. Stabilito questo patto con il suo sangue. Il garante di questo patto, grazie a Dio non siamo noi perché possiamo venir meno, ma la garanzia di questo patto è Cristo Gesù il Signore. La roccia fedele nei secoli. Amen. Amen. Alleluia. Ecco che Dio stabilisce con noi un patto. Io non so voi, ma io voglio dire davanti al Signore, Signore, voglio ancora servirti. Amen. So che mi lasci libero di decidere
ma io voglio ancora scegliere per te. Gloria a Dio. Vogliamo servire ancora il Signore? Sentiamo con tutto il nostro cuore poter dire e alzare la mano, dire: Signore, io ancora voglio servirti. Voglio ancora far parte del tuo popolo, Signore. Alleluia, gloria a Dio. Cristo mi è testimone. Non abbiamo una pietra, ma Cristo ci è testimone. Alleluia, vogliamo scegliere per Lui. E il Signore sarà ancora fedele con noi. Alleluia, vogliamo dire grazie Gesù. Chissà quante cose belle ci aspettano nel 2022. Nessuno conosce il futuro, nessuno conosce il domani. Dice un cantico: nulla so del mio domani, ma so che sarà una bella avventura con Gesù. È bello non conoscere, sapete, è una sorpresa. Forse cose non immagino neanche, ma so che la fedeltà di Dio sarà sempre a mio favore. Parlo di me personale, ma ognuno di noi può dire la stessa cosa. Davanti a Lui siamo suoi figli uguali. Amen? Ci sarà ancora una bella avventura quest'anno. Quante cose possiamo fare per Lui, quante volte vedremo la Sua grazia. È ancora fedele sulla nostra vita. Amen? Che Dio ci benedica. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al Signore.